Gardone Riviera. Siamo a Gardone o siamo a Fasano qui? Fasano di Gardone Riviera. Ah, questo è Fasano, Sì. che è una piccola località in mezzo Sì. alle località su Sì. Riva del Garda. È chiaro che Gardone è particolarmente nota per il Vittoriale, anche Villa Fiordaliso, che è un ristorante, che è albergo, è Le Chateau, che lei conosce molto bene, Sì. che ha lasciato, le è dispiaciuto lasciare Certo. questo, ecco, un po', le mancano queste camere. Questo luogo noto, insomma, storicamente noto, ma la scelta quindi come mai l'ha fatta? Per fare un passo diverso, questa volta imprenditoriale da ristoratore. Ecco, quindi chef patron questa volta, quindi il suo nome, quando la guida Michelin uscirà, se chiaramente trasferirà Ma io non la stella parlerei, Michelin. scusi, ma io Ecco, non tocchiamo questo tasto, No. giustamente, però Io sono qua per fare il ristoratore, fare una buona cucina, appunto, poi ecco. non parto da guide, ma parto dai clienti. Ecco, quindi lei comunque mantiene la cucina che faceva precedentemente con Non ho un'evoluzione. idea, cerco di mantenere la cucina che sia buona, poi Ecco, quindi non so, sarà il cliente poi a giudicare. Ecco, intanto però immagino che anche un luogo particolare, perché qui come si vede, insomma, siamo in un posto bellissimo, il colpo d'occhio, Bordulac, devo dire, non è male, devo dire uno dei posti, posso già dirlo, mi sbilancio, uno dei posti più belli, forse un altro è il piccolo lago che sta invece dalle parti del Lago Maggiore, provincia di Verbagna. Anche lì devo dire abbiamo una situazione del genere. Non è facile secondo me trovare dei locali così, penso sia abbastanza Infatti, unico. sì. E quindi questo era già un ristorante? Sì, da 30 anni, nell'84 è stato aperto. Sì, perché siamo nel 2, sono passati 30 anni e quindi era chiaramente, immagino, un bel ristorante che prima. Sì, sì, sì. Lei ha aggiunto questi arredi che vediamo, questo è il martedì, giorno di chiusura, Sì, unico giorno, sì. poi invece pranzo e cena, qui chiaramente. Anche il mercoledì a pranzo siamo chiusi. Ah, anche il mercoledì, ecco. Anche se, come dire, è consigliabile venirci a pranzo, momento in cui i ristoranti gastronomici, come dire, non godono di grande frequentazione. Immagino che qui sia stato previsto anche questo. Sì, no? infatti. Bene, quindi cosa possiamo dire per le prenotazioni? Cosa è consigliabile telefonare? Sì, meglio telefonare, ma intanto l'affluenza non è ancora ampissima, quindi a parte il weekend si trova sempre posto. No, comunque so che ultimamente si prenota, come andare negli alberghi, no? Si prenota con Certo. Booking, e anche il mondo della ristorazione immagino sia un po' cambiato, visto che lei si è avventurato appunto da imprenditore in questo genere di attività. Prima ci lavorava, ecco, per un albergo e per un ristorante. Quindi immagino che oggigiorno, quando si fa un investimento di questo tipo, stiamo vedendo immagini bellissime della cupola, Sì. appunto, che è qua, questa sorta appunto anche un po' di piramide. E quindi ecco, come si prenota un ristorante ultimamente? La prenotazione telefonica è ancora quella più richiesta, quindi via mail qualcosa, soprattutto gli stranieri, Facebook molto raro. Ah, ecco, quindi Twitter ancora non sono. Twitter no. Proprio Per impossibile. noi almeno no. Ecco, bene. Lei ha anche una proposta, diciamo, invitante, perché magari viene qua una volta nella vita e viene appositamente per fare un'esperienza gastronomica. Abbiamo una degustazione, chiaramente, che è quello più identificativo della casa, e abbiamo anche una proposta a pranzo con 3 piatti, un'offerta chiaramente più in linea con una spesa più approcciabile e in una tempistica più ridotta, chiaramente, per chi ha esigenze di tempo. Questo tutti i pranzi della settimana, Sì, o tranne poi la sabato e domenica? domenica. Ecco, sabato e domenica cambia. Possiamo dire il prezzo? 28 euro a pranzo e 48 euro menu degustazione che c'è sia a pranzo che a cena. E i piatti